Giacomino e la pianta di fagioli. C'era una volta una povera vedova che aveva un unico figlio chiamato Giacomino. Questo figlio non era davvero di grande aiuto per sua madre, non guadagnava nemmeno un soldo e perciò erano entrambi poverissimi. Un brutto giorno la loro unica mucca diventò troppo vecchia per dare latte. «Non c'è niente da fare», disse la mamma di Giacomino, «dovremmo proprio venderla». E così Giacomino portò la mucca al mercato, promettendo alla madre di fare tutto il possibile per ricavarne un buon prezzo. Ma il viaggio era lungo e noioso e Giacomino, per passare il tempo, cominciò a fantasticare su cosa avrebbe potuto comprare se fosse diventato molto ricco. Lungo la strada incontrò un buffo ometto con un gran testone e un corpo mingherlino che gli propose di comprare la mucca. «Dammela e ti prometto che diventerai ricco», disse tirando fuori un sacchettino. Giacomino non credeva ai propri orecchi, ma quando aprì il sacchetto, invece di monete d'oro, ci trovò dentro solo 5 fagioli raggrinziti. «Sono fagioli magici», disse l'ometto. «Piantali e cresceranno fino al cielo». E prima che Giacomino potesse dire qualcosa, scomparve e la mucca con lui. Giacomino corse a casa chiedendosi cosa sarebbe accaduto quando avesse piantato i fagioli magici. «Hai fatto presto», disse la mamma quando Giacomino arrivò a casa. «Quanto hai ricavato dalla mucca?» «Ho fatto un affare fantastico», rispose lui. «Guarda un po' qui». La madre guardò dentro il sacchetto e si infuriò. «Fagioli, fagioli!» gridò. «Stupido fannullone, buona nulla! Vuoi proprio che moriamo di fame?» Giacomino cercò di far capire alla madre che si trattava di fagioli magici, ma lei non volle nemmeno ascoltarlo. Li scaraventò fuori dalla finestra, dette un sacco di botte al povero Giacomino e lo spedì a letto senza cena. Il mattino dopo Giacomino, affamato, si svegliò prestissimo. Cioè, pensò che fosse presto, perché la stanza era completamente al buio. Ma quando si alzò, vide fuori dalla finestra un'enorme pianta verde, le cui foglie giganti premevano contro le persiane. Allora i fagioli erano davvero magici. Veloce come il lampo, Giacomino si arrampicò sulla finestra e di lì sull'enorme pianta di fagioli e cominciò subito la scalata, fermandosi solo per salutare con la mano la mamma che sbalordita lo guardava da sotto casa. Salì e salì, arrivò fino alle nuvole e oltre. Poi all'improvviso vide una lunga strada che gli si snodava davanti. Giacomino camminò per ore e proprio quando stava pensando di tornare indietro vide un grande castello. Stanco e affamato, Giacomino bussò al massiccio portone. Un'enorme donna venne ad aprire e guardò in giù verso il visitatore che accanto a lei sembrava piccolo piccolo. «Per favore, mi potrebbe dare qualcosa da mangiare?» chiese. «Sono affamato». «Vattene subito! Fra poco torna mio marito e ti mangerebbe come fa con tutti i ragazzi». Ma Giacomino continuò a insistere e alla fine lei lo fece entrare e gli diede un pezzo di pane e formaggio. Aveva quasi finito quando udì dei passi pesanti sul sentiero. «Oh, poveri noi!» esclamò la moglie del gigante. «È mio marito, presto, nasconditi nel forno!» Giacomino fece appena in tempo a ficarsi dentro il forno quando la porta della cucina si spalancò e un enorme gigante dalla zucca pelata irruppe nella stanza. Annusò l'aria e ruggì.
Ucci, ucci, sento odor di Cristianucci, sia ragazzo pur bambino, me lo mangio in un panino. No, no, caro, gli disse la moglie con calma, ti sbagli. Ora siediti e mangia tranquillo. Quando il gigante ebbe finito il suo pasto colossale, tirò fuori un grande scatolone pieno di sacchetti e si sedette a contare il suo denaro. Giacomino, alla vista di tanto oro, rimase senza fiato. Dopo un po' la testa del gigante cominciò a ciondolare ed egli cadde in un sonno profondo. Giacomino saltò fuori, si mise in spalla uno dei sacchetti pieni d'oro e si allontanò in fretta dal castello. Fece tutta la lunga strada di corsa, poi gettò di sotto il sacchetto e si lasciò scivolare giù lungo il grosso gambo verde della pianta di fagioli fino a casa. Per mesi Giacomino e sua madre vissero nell'abbondanza, ma venne il giorno in cui rimasero loro solo poche monete d'oro e un mattino, quando la mamma andò a svegliarlo, si accorse che il figlio si era di nuovo arrampicato sulla pianta di fagioli in cerca di altro oro. «Ah, sei qui di nuovo», disse la moglie del gigante quando venne ad aprire il portone del castello. «Sai che l'ultima volta che sei stato qui mio marito ha perso un sacchetto di monete d'oro?» «Davvero?» rispose stupito Giacomino. «Che strano! Forse potrei aiutarvi a ritrovarlo. Io sono abbastanza piccolo per infilarmi nei buchi in cui voi giganti non potete entrare». E così la sciocca moglie del gigante lo lasciò entrare di nuovo in casa e gli diede perfino un pezzo di pane e formaggio. Giacomino stava ancora facendo finta di cercare l'oro perduto quando udì i passi del gigante che tornava a casa. Ebbe appena il tempo di infilarsi nel forno quando la porta si spalancò e il gigante si precipitò in casa e ruggì: «Ucci, ucci, sento odor di Cristianucci, sia ragazzo pur bambino, me lo mangio in un panino». «No, no, mio caro, credo proprio che tu ti sbagli. Non c'è nessuno qui. Ora siediti e mangia». Il gigante, mentre mangiava, teneva in una mano una gallinella bianca e quando ebbe finito il suo pasto l'appoggiò sul tavolo. «Gallinella, 1, 2, 3, fai un bell'uovo d'oro per me». E la gallinella depose l'uovo più strano che Giacomino avesse mai visto. Era tutto di oro puro. Il gigante sogghignò soddisfatto e se ne andò a dormire, tenendo stretto l'uovo d'oro. Giacomino sgattaiolò fuori dal forno, acchiappò la gallina per il collo e corse via dal castello lungo la strada e giù per il gambo della pianta di fagioli. Con la gallina magica che zampettava nell'aia, Giacomino e sua madre finalmente diventarono ricchi e pensavano che sarebbero stati felici per sempre. Ma una mattina, quando la mamma andò a svegliare Giacomino, si accorse che se n'era andato di nuovo. Questa volta, quando Giacomino giunse al portone del castello, non osò bussare, ma rientrò furtivamente mentre la moglie del gigante era occupata a fare il bucato e invece di nascondersi nel forno si nascose nella tinozza. Dopo un po' si udirono i passi del gigante sul sentiero e la porta si spalancò. Il gigante annusò l'aria e ruggì: «Ucci, ucci, sento odor di Cristianucci, sia ragazzo pur bambino, me lo mangio in un panino». «Sono sicura che non c'è nessuno», rispose la moglie del gigante, «ma se per caso è ancora quel ladruncolo che ti ha rubato un sacchetto d'oro e la gallina, sicuramente si è nascosto nel forno». Il gigante si precipitò allo sportello del forno, ma come voi sapete Giacomino non era lì dentro. «Non dovresti agitarti così», disse la moglie del gigante, «perché invece non tiri fuori la tua piccola arpa?» Il gigante prese l'arpa e «Suona!» ordinò. E la piccola arpa cominciò a suonare una dolce melodia. Il gigante sospirò felice, sua moglie sospirò felice
ed entrambi si appisolarono sulle loro poltrone. Veloce come il lampo, Giacomino saltò fuori dalla tinozza, acchiappò l'arpa e via fuori dalla porta. Ma l'arpa a un tratto si mise a gridare: «Padrone, padrone, mi rubano!» Il gigante si svegliò di soprassalto. «Cosa? Come? Ehi tu, fermati! Presto, moglie, la mia accetta!» Giacomino corse per la lunga strada con il gigante alle calcagna, mentre il frastuono di quei piedoni e la sua voce tonante gli facevano gelare il sangue. Arrivò alla pianta di fagioli pochi istanti prima del gigante. Vi si gettò sopra, a capofitto, e giù tutta una scivolata. Il gigante, strepitando, si scaraventò dietro di lui, frantumando i rami e brandendo ferocemente l'accetta. «Presto, la mia accetta!» gridò a sua madre Giacomino, ansimante, non appena ebbe messo piede a terra. Lavorando furiosamente menò grandi colpi al gambo della pianta di fagioli, mentre già il gigante si intravedeva tra le nuvole. Con uno schianto fragoroso la pianta cedette e cadde rovinosamente sulla casa, frantumandola. E il gigante, crash, cadde nell'orto con un tremendo colpo e si ruppe il collo. Da quel giorno Giacomino e sua madre vissero felici e contenti, con la gallinella che faceva le uova d'oro e l'arpa che suonava quelle dolci melodie. Infatti, cosa potevano desiderare di più? Perché la giraffa non sa parlare. Un tempo gli animali della foresta parlavano tutti la stessa lingua. Giraffa poi, grazie al suo lungo collo, si era proclamata regina degli animali. Sovrastando tutti gli altri, camminava con la testa fra le nuvole, sostenendo lunghe conversazioni con se stessa. Gli altri animali erano molto seccati da questa abitudine, perché turbava la pace e la quiete dei loro pomeriggi. Perciò un giorno pensarono a un modo per zittire la giraffa. Leopardo si arrischiò perfino a dirle: «Non sei poi così perfetta, regina giraffa. Ci sono un sacco di cose che gli altri animali sanno fare e tu invece no». «Per esempio?» chiese la giraffa. Per esempio non puoi correre veloce quanto me». Oh, questa poi è grossa, piccolo gatto impertinente. Facciamo una gara e vedrai. Gli altri animali, sicuri che Leopardo avrebbe vinto, andarono tutti ad assistere. Infatti Leopardo la sorpassò subito e filò avanti, ma ad un tratto cozzò con la testa contro un albero e cadde per terra. Dopo aver vinto la corsa, Giraffa diventò ancora più vanitosa. Se ne andava in giro a testa alta, dandosi un sacco di arie e vantandosi di essere il migliore tra gli animali. Per la foresta non si sentiva altro che il suo presuntuoso chiacchiericcio. Dopo alcuni giorni gli animali si riunirono nuovamente per decidere il da farsi, ma solo Scimmia aveva un piano. Raccolse della resina da un albero della gomma e se la portò in alto tra i rami. Saltando di albero in albero, spalmò di gomma tutte le foglie. Dopo un po', Giraffa arrivò nei pressi e cominciò a rosicchiare qualche foglia. Ma ad ogni boccone che inghiottiva, le foglie le rimanevano appiccicate all'interno del lungo collo e per quanto mandasse giù e tossisse e sputacchiasse, le foglie non si volevano proprio staccare. Giraffa scosse violentemente il collo e bevve tutta l'acqua del lago, ma niente da fare. Non riusciva a liberarsi dalle foglie appiccicose. E quando aprì la bocca per tornare a vantare le proprie qualità, si accorse di non poter più emettere suono. Era diventata muta.
Tutti gli animali ringraziarono Scimmia per aver fatto finalmente tacere quella vanitosa giraffa. E da quel giorno poterono fare la siesta, mentre Giraffa vagava per la foresta declamando lodi silenziose fra i rami più alti degli alberi. Sinbad e le isole fantastiche. Io sono Sinbad, il mercante di Baghdad. Forse vi ricorderete di me. I miei viaggi mi hanno portato sempre in mezzo ai pericoli. Ma vi ho mai raccontato di quella volta che ci siamo ancorati vicino? No, non credo di averlo mai fatto. Dunque, comincerò dall'inizio. Dopo le mie avventure nella Valle dei Diamanti, ero diventato così ricco che pensavo che non mi sarei più mosso da Baghdad. Ma presto cominciai a sentire nostalgia del mare e decisi quindi di imbarcarmi su una nave straniera in cerca di avventure. La nave era piccola e il sole scottava e dopo qualche tempo la ciurma si stancò e divenne irritabile. Perciò quando la vedetta avvistò un'isoletta all'orizzonte, lanciammo tutti delle grida di giubilo e ci affacciammo per guardarla. «Non è segnata su nessuna delle mie mappe», disse preoccupato il capitano. «Non fa niente», risposi io, «se non altro possiamo scendere a terra a sgranchirci un po' le gambe». Così il capitano guidò la nave verso l'isolotto, che sotto il riverbero del sole sembrava quasi che si muovesse. Le sue coste ripide erano grigie, ma all'interno si vedevano delle collinette verdi e invitanti, con stormi di uccelli che ci volavano sopra in circolo. «Possiamo portare a terra un barile di birra, capitano?» chiese un marinaio. Il capitano acconsentì e gettammo l'ancora vicino all'isola. Tutti, meno il capitano, scendemmo a terra e ci apprestammo ad accendere un fuoco. Infilammo della carne su uno spiedo e la mettemmo ad arrostire. Siccome io sono un musulmano osservante e non faccio uso di alcolici, lasciai i marinai a bere la loro birra e me ne andai a passeggiare lungo la spiaggia. Rimasi sorpreso nel constatare che sotto i miei piedi non c'era sabbia, ma un terreno liscio e duro. Ovunque si sentiva un forte odore di pesce. All'improvviso, gli uccelli che stavano appollaiati su mucchi di alghe verdastre e di conchiglie si alzarono in volo stridendo. Tutta l'isola tremò come per un improvviso terremoto e io venni scaraventato per terra. La voce del capitano ci giunse sovrastando lo stridio dei gabbiani. «Una balena! Una balena enorme! Salite a bordo!» Guardai il mare, ma non vidi ombra di balene. Il capitano stava per salpare e i marinai, gridando e bestemmiando, corsero verso la nave. Aveva davvero l'intenzione di abbandonarci su questo isolotto grigiastro. A un tratto, da un grosso buco accanto ai miei piedi scaturì con un rumore assordante un enorme getto d'acqua che mi bagnò fino alle ossa. Il capitano stava gridando qualcosa, ma io lo udivo appena, assordato dal fragore dell'acqua. «Devo salpare! Balena! Svegliato la balena!» In quel terribile istante mi resi conto della verità. Non eravamo su un'isola, ma sul dorso di una gigantesca balena. Una balena che dormiva tranquillamente nel vasto oceano, lasciando che sulla sua schiena si accumulassero crostacei e alghe portate dalle correnti dei mari. Ma il fuoco acceso dai marinai le aveva bruciacchiato la schiena e la balena si era risvegliata furibonda. E proprio io, Sinbad, mi trovavo sulla sua testa mentre lei buttava fuori aria dal suo enorme sfiatatoio. Mi sentii agghiacciare quando la bestia sollevò la sua possente coda e schiaffeggiò l'acqua trasformandola in bianca schiuma. Stava per immergersi. Alcuni marinai riuscirono ad arrivare alla nave a nuoto. Altri, trascinati dalla corrente, perirono in fondo al mare. E io stavo dibattendomi nell'acqua e raccomandandomi l'anima quando vidi galleggiare vicino a me il barile di birra vuoto. E mi ci aggrappai con tutte le mie forze. Esausto, rimasi a galleggiare sul mare gridando aiuto, sbatacchiato dalle onde impietose. Ma la nave era salpata già da molto e io andavo alla deriva, solo, lontano da casa centinaia di miglia. Per tutta la notte i pesci mi mordicchiarono i piedi che penzolavano dal barile. Poi,
Allo spuntare del giorno si profilò all'orizzonte un'isoletta simile a una nuvola verde. La sua vista mi rallegrò il cuore e con uno sforzo mi ci diressi remando con le mani. Quando arrivai vicino alla riva, il cuore mi balzò in petto per lo stupore e il terrore. «Ho trovato la mia fortuna oppure la morte», esclamai, perché questa è la terra dei serpenti marini, dove la sabbia è polvere d'oro, ma è custodita da mostruosi serpenti che divorano i marinai. Il mio barile toccò la spiaggia e io capitombolai fuori. Da una cascata nascosta fra alberi e cespugli scorrevano freschi rivoletti di acqua dolce, trascinando nella corrente frutti maturi, susine, pesche e bacche profumate. Ringraziando il cielo per questo ben di Dio, calmai la mia sete e saziai la mia fame. Solo allora mi resi veramente conto delle grandi ricchezze che mi circondavano. Le dune, costituite da cumuli di polvere d'oro, ricoprivano la spiaggia da un lato all'altro. Mi costruirò una zattera, pensai, e porterò tutto quel che posso a Baghdad. Non mi ci volle molto per raccogliere abbastanza legname da costruire una piccola zattera che legai insieme con delle robuste strisce di stoffa ricavate dal mio turbante. Riempii il barile di frutta per nutrirmi durante il lungo viaggio, lo caricai sulla zattera e poi cominciai a ficcare manciate di polvere d'oro nei miei ampi pantaloni, finché non potei quasi più muovere le gambe. Fu allora che udii un sibilo acuto. Guardai in alto e vidi che le cime degli alberi vicino alla spiaggia ondeggiavano. Una grossa testa, rigida e lucida, sovrastò gli alberi più alti e un paio d'occhi scintillanti mi fissarono immobili. Poi 6, 7, 8 enormi serpenti scivolarono verso la spiaggia, facendo dardeggiare le loro lingue biforcute. Terrorizzato mi gettai sulla zattera, remando furiosamente verso il mare aperto, ma i serpenti mi seguirono oltre la riva. I loro corpi squamosi e iridescenti mi accerchiarono più e più volte. Poi le loro mascelle scattarono, sbriciolando la zattera in tanti frammenti di legno, mentre il veleno stillava dalle loro orride zanne. Disperato, vuotai il barile di frutta e mi ci rifugiai come un pulcino nell'uovo. I serpenti mordevano, sputavano e sibilavano, continuando a nuotarmi intorno mentre il barile girava come una trottola. Uno dei serpenti riuscì perfino ad addentarlo, ma era troppo largo e non riuscì a inghiottirlo. Il mostro lo risputò e si allontanò sibilando furiosamente. Uno alla volta tutti i serpenti tentarono di azzannarmi, ma non riuscirono a scalfire il barile. E così alla fine desistettero e strisciarono via sul fondo sabbioso, raggiungendo le spiagge della terra dei serpenti marini. La marea mi riportò in alto mare, dove andai alla deriva per 3 giorni e 3 notti. Poi, il 4° giorno, mentre stavo sonnecchiando ormai privo di forze, il barile urtò contro la fiancata di una nave e udì una voce nota sopra di me. Era la mia nave. Il capitano era ancora alla ricerca di qualche sopravvissuto dopo l'avventura con la balena. Rimase stupefatto nel vedermi spuntare dal barile di birra e più stupefatto ancora scoprendomi ricoperto d'oro. E ancora oggi io mi stupisco di trovarmi di nuovo sano e salvo qui a Baghdad e più ricco di prima. Il libro degli animali. Un bel giorno, mentre Leo stava rincorrendo il suo coniglietto, la tata lo chiamò. Leo, il primo ministro e il cancelliere sono venuti a trovarti. Leo andò in salotto, dove 2 signori molto seri lo stavano aspettando. Sire, disse il cancelliere, come sapete, siete l'erede al trono. Ora i vostri sudditi hanno raccolto denaro a sufficienza per una corona. Quindi da oggi sarete re. Questo significa che potrò fare tutto quello che mi pare? Chiese Leo. Certo, sire, ma ora dovete venire alla cerimonia dell'incoronazione.
e lo scortarono a una carrozza tirata da 6 cavalli grigi. Lungo la strada Leo dovette darsi un pizzicotto e pizzicò anche il coniglio per essere sicuro di non stare sognando. Le campane suonavano a festa e la gente gridava: "Evviva Leo, il nostro reuccio! Evviva il re Leo!" E così Leo venne incoronato re quello stesso pomeriggio. Ma stanco di tanti baciamani e affaticato dal peso dei vestiti reali, Leo fu molto contento quando poté tornare alla sua stanza a palazzo, dove la tata gli aveva preparato la merenda. Leo fece una scorpacciata di uova, di panini e di torta di cioccolata. "Ora andrò a esplorare la biblioteca reale", annunciò quando ebbe finito, e se la svignò seguito dal coniglio. In biblioteca trovò il primo ministro e il cancelliere. "Quanti libri!" esclamò Leo. "Mi piacerebbe leggerli tutti." Vostra Maestà, disse il cancelliere, noi vi consigliamo di non leggerli. Il vecchio re era, un po' strano. Qualcuno diceva perfino che fosse un mago. Davvero? Ma almeno uno potrà guardarlo, no? Disse ancora agguantando un enorme libro il cui titolo era Il libro degli animali. No, sire, credo davvero che sia meglio di no, replicò il cancelliere. Ma Leo aveva già aperto il libro. Nella prima pagina vide una bella farfalla, dipinta a colori così vividi che sembrava vera. "Com'è bella!" esclamò Leo, e mentre parlava, la farfalla si levò dalle pagine del libro e volò fuori dalla finestra. Quando voltò la pagina seguente, vide un uccello dalle scintillanti piume azzurre, perfetto in ogni particolare. Mentre la stava osservando, la bella creatura spalancò le ali e volò via dalla pagina. Vostra Maestà, disse il primo ministro, devo proprio insistere. Lasciate stare questi libri. Gli tolse il libro di mano, lo chiuse bruscamente e lo collocò su uno scaffale. Al che Leo, tutto imbronciato, prese il suo coniglio e uscì dalla stanza. Tutta la notte Leo non fece altro che pensare al libro e appena spuntò l'alba chiamò la tata. «Tata, mi devi aiutare. Ho bisogno di un libro dalla biblioteca, ma è troppo in alto. Si tratta di una cosa importantissima». «Spero che tu non combini guai», gli disse seria la tata, ma andò a prendere la scala e gli portò il libro. Leo scappò in giardino e dopo aver scartabellato dove prima c'erano la farfalla e l'uccello azzurro, arrivò a una pagina dove era disegnata una grande creatura rossa accucciata vicino a una palma. Sotto il disegno c'era scritta la parola drago. D'improvviso il drago balzò fuori dal libro. Soffiando fumo dalla bocca, aprì le sue enormi ali e si librò in aria sopra gli alberi. Leo era terrificato per quel che aveva fatto. Aveva liberato un pericoloso drago che ora avrebbe fatto strage dei suoi sudditi. «E sono re da un giorno solo!» esclamò scoppiando in lacrime. «Cosa farò adesso?» Lo scontro di zia Giovanna. Non c'era un'anima nel vicoletto, solo una strega che faceva un giretto, quando ecco un'auto sbandava impazzita e proprio zia Giovanna fu investita. Apriti cielo, la cara zietta contro l'auto scatenò la sua vendetta a colpi di borsetta ginocchiate, perfino con un albero gliela suonate. Ora la zia s'è proprio rimessa. L'auto invece non è più la stessa, è tutta storta, non ha due pezzi sani, perciò l'hanno buttata fra i rotai.
Heidi, in casa del nonno. Heidi si svegliò nella sua nuova casa con una sensazione di felicità. Sentì un fischio fuori e vide Peter, il pastorello, che veniva a prendere Cigno e Orsetta per condurle ai pascoli alti. Heidi si vestì in un lampo e corse fuori. «Ti piacerebbe andare in montagna con Peter e le capre?» le chiese il nonno. Heidi batté le mani dalla gioia. «Oh sì, grazie, nonno!» «Stai attento a Heidi!» raccomandò il vecchio a Peter, porgendogli un tovagliolo con la colazione della bambina. «E bada bene che non cada e non si faccia male!» Era una bellissima mattina. Il sole splendeva sui pendii erbosi e scintillava addirittura sui picchi coperti di neve. Heidi correva, saltava e cantava tra i fiori selvatici. Si fermava per cogliere le genziane blu, le delicate primule rosse e le fragili roselline delle rocce che metteva nel suo grembiulino. Le raccoglieva per poi spargerle sul suo lettino di fieno e farlo così assomigliare ad un prato. Peter si divertiva ad ascoltare l'allegro chiacchiericcio di Heidi, che gli faceva compagnia sulle montagne solitarie, e fu molto fiero di farle vedere tutte le cose che conosceva. Le mostrò una cavità dove 1000 bellissimi fiori di tanti colori volgevano il capino al sole. Le fece vedere dove crescevano le profumate erbe aromatiche, le insegnò i nomi delle capre e come chiamarle con un fischio. Heidi correva da una capretta all'altra parlando a tutte. A un certo punto Fiocco di Neve, la più piccola, si mise a belare con insistenza. «Perché piange?» chiese Heidi a Peter. «La sua mamma è appena stata venduta in città, si sentirà sola, poverina». «Oh, povera Fiocco di Neve», disse Heidi abbracciando la capretta. «Verrò a trovarti ogni giorno e parlerò con te, così non ti sentirai più sola». Quando raggiunsero i pascoli alti, Peter cercò un posto riparato dove pranzare. Mangiarono pane e formaggio, bevvero il latte delle caprette e si addormentarono al tepore del sole. Uno sbattere d'ali svegliò Heidi, che si mise a strillare: «Peter! Peter, svegliati!» Il ragazzo le balzò accanto ed entrambi stettero a guardare un'aquila gigantesca che ad ali spiegate si tuffò impicchiata sulle loro teste. Poi risalì e si allontanò sempre più in alto e più lontano fino a raggiungere le vette più distanti, quelle dove la neve non si scioglieva nemmeno d'estate. Col trascorrere del pomeriggio le montagne si accesero di un rosso intenso. «Si sono incendiate», sussurrò Heidi. «No, succede così ogni sera. È il sole che le bacia per dare loro la buonanotte». Heidi e Peter, tenendosi per mano, si accinsero al lungo viaggio di ritorno verso la baita del nonno. Quando arrivarono, lo trovarono seduto sotto gli abeti a fumare la sua pipa ricurva. Heidi gli corse incontro con Cigno e Orsetta alle calcagna. «Buonanotte, Heidi!» la salutò Peter. «Buonanotte, Peter! Buonanotte, Fiocco di Neve!» Heidi tornò tutti i giorni in montagna con Peter e le caprette. Ma poi arrivò l'autunno e portò con sé un vento impetuoso che faceva gemere e incurvare gli abeti intorno alla casa del nonno. «Il vento è troppo forte e non puoi più andare in montagna», le disse un giorno il nonno. Così Heidi rimase a casa ad aiutare il vecchio a fare il burro, lo yogurt e il formaggio con il latte delle capre. Peter andava da solo all'alpeggio e questo la rattristava. Anche Peter sentiva molto la sua mancanza e perfino le capre sembravano più contente quando c'era lei, che aveva una parolina o una carezza per tutte. Un mattino Peter non venne a prendere Cigno e Orsetta. A Dörfli era iniziata la scuola e il ragazzo non doveva mancare alle lezioni. L'autunno lasciò il passo all'inverno e Heidi dovette rimanersene chiusa in casa perché la neve aveva preso a cadere molto fitta sulla sperduta baita di montagna. «Posso andare a trovare Peter e la sua nonna?»
chiese un giorno Heidi. Il sentiero è ostruito dalla neve, rispose il nonno, cercando di distoglierla dall'idea. Ma io vorrei proprio andare. Beh, io non ho voglia di portartici. La gente laggiù a Durfli non ha molta simpatia per me ed è del tutto ricambiata. Ma Heidi non si lasciò convincere così facilmente e continuò ad insistere. Alla fine, brontolando, il nonno tirò fuori a malincuore la sua vecchia slitta e una pesante coperta nella quale avvolse Heidi. La prese in braccio e se la fece sedere davanti sulla slitta. Che felicità per la bambina! La slitta scivolava veloce e Heidi lanciava gridolini di gioia. Sembra di volare, nonno! Egli la depositò davanti alla porta della casetta di Peter. Tornerò alle 5. Fatti trovare in fondo al sentiero, le disse, e si incamminò verso la montagna tirandosi dietro la slitta. Sono felice di conoscerti. Peter ci ha raccontato tante cose di te, Heidi, disse la mamma di Peter con affetto. Poi si volse a una fragile vecchietta seduta in un angolo buio. La vecchia signora tese le mani alla bambina. Che aspetto ha Ursula? Chiese. Ha tanti riccioli scuri e un visetto birichino, rispose la mamma. Avvicinerò la lampada, intervenne Heidi, così potrà vedermi da sola. Ma la nonna scosse il capo. I miei occhi non vedono la luce già da molti anni. Come? Gridò sconvolta Heidi fissandola. Nemmeno la neve? Nemmeno le montagne infuocate quando il sole dà loro la buonanotte? No, bimba mia. Sono sempre al buio, ormai. Ma non è una cosa così tremenda. Vorrei solo che Peter imparasse a leggere. Mi mancano tanto i miei vecchi libri. Heidi non poté sopportare l'idea della cecità della nonna e appoggiandole il capo in grembo scoppiò in lacrime. Fuori il vento si era levato impetuoso e le imposte sbattacchiavano rumorosamente. Quando Peter tornò a casa da scuola, il sole stava già tramontando. Per Heidi era venuta l'ora di andarsene. «Torna presto!» le gridò la nonna, mentre Heidi correva dal nonno che l'aspettava in fondo al sentiero. La bimba raccontò al nonno come fosse povera la famiglia di Peter. Il vecchio non disse niente, ma quando tornarono a trovarli, egli portò con sé i suoi utensili e si dette un gran da fare per riparare i guasti della casetta. Tutta Durfli venne a conoscenza della buona azione del vecchio e la gente si meravigliò molto di quanto egli fosse cambiato. Heidi viveva felice col nonno e cresceva forte e sana all'aria pura della montagna. Poi, un giorno, quando aveva già 7 anni, tornò la zia Dete. Aveva in testa un gran cappello con una piuma. «Sono venuta a riprendere Heidi», disse irrompendo nella stanza. Il nonno la guardò trasecolato. «Quando te l'ho portata non la volevi e così ora sono venuta a riprendermela». Heidi strinse forte la mano del nonno. Non voleva tornare in città con la zia Dete. «Mi hanno detto che non mandi Heidi a scuola», disse questa al vecchio. «Non lo sai che è contro la legge e che potresti finire in prigione?» Poi Dete si rivolse a Heidi. «Ho trovato una famiglia ricca a Francoforte che ha una figlia invalida e vuole che tu vada a farle compagnia. In cambio faranno di te una signorina». «Non portarmi via, zia Dete! Oh, ti prego, non portarmi via!» Il nonno prese a misurare il pavimento a grandi passi e cominciarono a litigare, ma Dete era inflessibile. Discussero a lungo, entrambi fuori di sé dalla rabbia. Infine il vecchio gridò: «E allora vattene, donna, e spero di non rivedere mai più il tuo ridicolo cappello né quella stupida piuma!» E con queste parole uscì dalla baita. Dete andò all'armadio e fece un fagotto delle cose di Heidi. Afferrò la piccola per una mano, la spinse fuori dalla porta e si precipitò con lei giù per la montagna fino alla stazione di Durfli. Vedendo il treno avvicinarsi, Heidi cominciò a piangere. Non voleva abbandonare i suoi amici dell'Alpe e non voleva tornare in quella brutta città. Mentre il treno si allontanava dalla stazione, Heidi disse addio alle montagne. «Tornerò,
sussurrò. Tornerò, zia Tete, vero? La siepe e l'albero. Albero si lamentava in continuazione e Siepe cominciava a essere stufa. Come albero era anche rachitico, meno selvatico, non molto più alto di Siepe, insomma non certo un granché, con i rami neri e storti e con le sue meline aspre che nessuno voleva. Era già primavera e Albero continuava a mugugnare. Vedrai che stasera pioverà, e quasi di sicuro anche domani, e poi si alzerà il vento, vedrai, magari mi spezzerà anche qualche ramo. Ma il vento di primavera porta il bel tempo, rispondeva Siepe. E quel che è peggio, continuava Albero senza nemmeno ascoltarla, quegli orribili uccelli cominceranno a farmi il nido addosso e a mangiarmi i germogli. Sono proprio stufa dei tuoi lamenti, Albero. Se non hai niente di meglio da dire, faresti bene a stare zitto. Albero di cattivo umore continuava a guardarsi intorno in cerca di un pretesto per brontolare. Il campo si sarebbe riempito di fango, le mucche avrebbero fatto breccia nella siepe, i corvi avrebbero invaso il campo e poi sicuramente qualcuno avrebbe aperto il cancello e il campo sarebbe stato invaso dalle pecore. In maggio poi chissà quanti conigli sarebbero venuti a scocciare, ma più che altro gli avrebbero impedito di dedicarsi al suo passatempo preferito, e cioè lamentarsi. Siepe decise che bisognava fare assolutamente qualcosa per impedire questo continuo mugugno. Ma cosa? Ora dovete sapere che il migliore amico di Siepe era il vecchio corvo, che saltellava da un cespuglio a una pianta in cerca di vermi, spaventando i merli e le cince. Quando era stanco, si appollaiava su Siepe a guardare il panorama e a chiacchierare. Un giorno, quando Corvo arrivò, Siepe gli spiegò il problema. Come faccio a far smettere Albero di lamentarsi? Corvo si mise a pensare, poi disse: Albero non ha una vera ragione di vita. Ecco perché si lamenta sempre. Ma dove si trova questa ragione? Di solito proprio sotto il naso. La primavera lasciò il posto all'estate e Siepe si riempì di verde. Come sempre Caprifoglio le si attorcigliò le foglie adornandola con i suoi fiori profumati. I calabroni ronzavano nella calda aria estiva. Albero, chiese decisa Siepe un giorno, qual è la cosa più brutta della tua vita? Albero fu molto colpito dalla domanda. C'erano tante cose e cominciò ad elencarle. No, dico proprio la peggiore. Albero rimase in silenzio per giorni. Finalmente sussurrò con voce triste: la cosa peggiore è che non piaccio a nessuno, perché sono brutto. La mia fioritura dura solo pochi giorni, le mie foglie non sono belle e le mie mele selvatiche hanno un sapore orribile. Ma a questo si può rimediare facilmente, esclamò Siepe. Potrei chiedere a Caprifoglio di crescere lungo il tuo tronco e sui tuoi rami, e così saresti ricoperto di fiori profumati e di foglie verdi per la maggior parte dell'anno. L'unica difficoltà è che... Continua, incalzò Albero con impazienza. Beh, la verità è che a Caprifoglio la cosa non interessa. Dice che ti lamenti troppo. Albero rimase in silenzio, poi disse: se io prometto di lamentarmi di meno, potresti convincerlo a crescere sopra di me? Se tu non ti lamentassi per un anno intero, forse
accetterebbe, rispose Siepe. Così, per un anno intero, Albero non si lamentò nemmeno una volta, nemmeno quando arrivò la siccità estiva, nemmeno quando piovve tutto ottobre, nemmeno quando soffiarono i venti gelidi dell'inverno. E un bel giorno della primavera seguente, Caprifoglio mise fuori un timido germoglio. Col passare dei giorni cresceva in fretta, si attorcigliò al tronco di albero e si intrecciò ai suoi rami. In maggio, fra le sue foglie verdi, spuntarono dei boccioli bianchi e quando il vento di giugno fece volar via i boccioli di albero, Caprifoglio dischiuse i suoi fiori profumati, gialli e rosa, e albero divenne il più bello tra tutti gli alberi del campo. Da quel giorno non si lamentò mai più, nemmeno una volta, mai più. Un pomeriggio d'inverno, Corvo andò da Siepe. Non ho più sentito Albero lamentarsi. Deve aver trovato una ragione di vita. Qual è? Chiedilo a lui, rispose Siepe. Corvo volò da Albero e gli chiese che ragione di vita avesse trovato. Non posso parlare ora, Corvo. Devo proteggere Caprifoglio dal vento. Ma è tutto marrone e avvizzito ora che è inverno. Forse ora sarà così, rispose Albero. Ma si appoggia a me, perché io lo protegga fino a primavera, e allora sboccerà di nuovo più folto e più bello dell'anno passato. Il vecchio Corvo e Siepe furono molto felici nel sentirlo parlare così. Albero aveva trovato la sua ragione di vita e non si sarebbe lamentato mai